di accuse, di bugie, di menzogne nei confronti dei sardi e della Sardegna. Giustizia, almeno parzialmente, è fatta, quindi grazie al popolo sardo per la generosità, per l'impegno, per il rispetto dimostrato in questi mesi, sperando che lo dimostri anche nelle prossime ore, perché ovviamente non è un liberi tutti, il virus non è sconfitto, occorre continuare ad avere prudenza, mantenere il rispetto delle norme, delle regole, però il fatto che dopo mesi di accuse come se voi foste gli untori d'Italia e del mondo, stasera a Cagliari piuttosto che a Nuoro, a Sassari piuttosto che ad Alghero, si possa mangiare una pizza anche per cena e si possa fare due passi con i genitori, con la fidanzata, con i compagni di scuola anche dopo una certa ora, spero che sia di buon auspicio per un'estate, che questo è l'impegno della Lega, del Ministro del Turismo e di tutti i nostri uomini e donne che amministrano la Sardegna, sia quella della rinascita, della Sardegna come terra bella e sicura dove da tutto il mondo venire a godersi qualche giorno di pausa, perché è lavoro, perché è business. Prima di incontrare il consigliere assessore ho incontrato delle rappresentanze dei lavoratori dell'ENI e mi sono fatto carico di portare direttamente nelle mani dell'amministratore delegato Descalzi le loro richieste, le loro preoccupazioni. Sono 30 lavoratori diretti più 70 dell'indotto, quindi sono 100 posti di lavoro. Ho incontrato una delegazione dei lavoratori dell'area di Portovesme, che per quello che ci riguarda deve tornare a essere uno dei punti di riferimento, perché la Sardegna è una terra che può avere bellezza, di turismo, di gastronomia, di allevamento, ma ovviamente l'industria è l'industria. Ci teniamo a mantenere i livelli occupazionali